Il portello col Marion è la porta più antica della cinta muraria di Asolo della seconda metà del 1300 ed è rimasta così integra nel corso di tutti questi secoli. Grazie a un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene fatto un intervento di oltre 90.000 euro per una riqualificazione del portello e dell'accesso al portello stesso, con interventi di pulitura, consolidamento ma anche di illuminazione serale. Diciamo che si aprirà e si renderà più bello uno dei 100 orizzonti della nostra città. L'intervento consiste in una pulizia dell'intero portello, una estirpazione di piante o di verde non confacente alla situazione, un rinforzo di alcune parti che sono un po' più deboli rispetto ad altre, una impermeabilizzazione verso l'abitazione, nonché una illuminazione serale. Inoltre verrà creata una scalinata di accesso lungo questo punto che da nord porta al portello e al centro storico. Abbiamo iniziato questo percorso verso il riconoscimento di bene dell'umanità UNESCO, consapevoli che abbiamo una ricchezza. Cioè, noi abbiamo ricevuto il nostro centro storico, lo vediamo e lo viviamo ogni giorno, ma dobbiamo ringraziare anche chi è venuto prima di noi per averlo mantenuto nella sua integrità e nella sua bellezza. E dobbiamo anche ringraziare chi nel corso dei decenni, se non addirittura dei secoli, ha combattuto per preservarlo per quanto fosse possibile. Quindi a loro va il nostro grazie ed è nostro compito cercare di preservarlo e di mantenerlo integro il più possibile. Nel corso di questi anni, sia dal 2014 al 2019 ma anche ora, come amministrazione abbiamo deciso di investire nel nostro patrimonio pubblico, ben consapevoli, torno a ripetere, che è un gioiello e ben consapevoli che è riconosciuto a livello internazionale. Quindi rendere accessibile la torre civica nel 2017, aver fatto un intervento nel giardino del Castello della Regina Cornaro, aver illuminato l'intero complesso del giardino, essere intervenuti in un primo step nella Rocca di Asolo, essere intervenuti lungo via Browning anziché nel museo o nell'archivio storico ed oggi sul portello col Marion sono tutte azioni concrete per valorizzare il nostro patrimonio e tutte cose che ci aiuteranno ad raggiungere l'ambito traguardo del riconoscimento di patrimonio dell'umanità. Questa tipologia di interventi li abbiamo fatti gran parte grazie a dei contributi da parte del Ministero dei Beni Ambientali e della Cultura, anziché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anziché della Regione, in parte risorse nostre ma anche in parte con risorse di associazioni locali, quali ad esempio Lions Italia Nostra o di privati.